Benvenuti a tutti i tifosi del Napoli. Lasciate un mi piace al video e iscriviti al canale così potrete rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità della nostra squadra del cuore. Forza Napoli sempre! C'era grande attesa per conoscere le condizioni di David Neres. Sabato a Monza, dopo la partita, Antonio Conte ha spiegato che il brasiliano ha avuto un problema al soleo durante l'allenamento di venerdì, ma prima di capire l'entità del danno e gli eventuali tempi di recupero saranno necessari esami strumentali. Esami effettuati oggi dall'ex giocatore del Benfica, secondo un comunicato ufficiale dell'SSC Napoli. David Neres è stato sottoposto oggi a esami strumentali presso l'ospedale Pineta Grande, che hanno evidenziato una lesione distorsiva al soleo della gamba sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato il percorso riabilitativo. Nuovo infortunio al Napoli, ennesimo stop muscolare della stagione. Antonio Conte dovrà fare a meno di David Neres per qualche settimana. Il brasiliano ha accusato un fastidio al soleo durante l'allenamento di venerdì scorso, prima della trasferta di Monza, e oggi è stato sottoposto ad accertamenti strumentali presso l'ospedale Pineta Grande che hanno evidenziato una lesione distorsiva al soleo della gamba sinistra. I tempi di recupero non sono ancora noti e dipenderanno dall'evoluzione clinica e dalla gravità dell'infortunio, ma l'ex giocatore del Benfica potrebbe restare fuori gioco per almeno 2 o 3 settimane. Oltre alla prossima partita contro il Torino, salterà anche quelle contro Lecce e Genoa. Il ritorno potrebbe avvenire nella penultima giornata del campionato, a Parma. Un duro colpo per il Napoli in un momento cruciale della stagione. Lascia un mi piace al video e iscriviti al canale così YouTube potrai mostrarti altri video della nostra squadra preferita. Grazie. Continuare. È stata una partita equilibrata, decisa da un episodio in cui una squadra con la nostra esperienza avrebbe potuto fare di meglio. Quest'anno ci è capitato di sbagliare qualche centimetro. Oggi era impossibile subire gol 7-3 nella nostra area. Potevamo fare meglio, ma allo stesso tempo lottiamo su 3 fronti e non è facile trovare sempre le energie, anche quando siamo nervosi, per lottare contro una squadra forte come il Bologna. Adesso abbiamo una notte per leccarci le ferite e ricominciare domani, pensando che abbiamo tutte le possibilità di vincere su tutti i fronti. Non ho mai trovato scuse. La stanchezza fisica a 2 minuti dalla fine non esiste. Potevamo fare meglio, quindi la colpa è solo nostra, anche se il Bologna ha fatto un ultimo sforzo e noi abbiamo sofferto un po'. Tuttavia è stata una partita equilibrata e il pareggio è stato il risultato più giusto. Dobbiamo impegnarci ancora di più in queste situazioni e cercare di giocare bene, perché il calcio non perdona e noi vogliamo continuare a vincere come abbiamo fatto negli ultimi anni. La squadra è stanca? Le partite sono tante. A fine anno ci sarà un'altra competizione da giocare, ma non vogliamo trovare scuse. Vogliamo lottare su tutti i fronti perché lo meritiamo. Lo merita il mister. Abbiamo lavorato questi anni per raggiungere questi obiettivi e ora dobbiamo dare il massimo. Dobbiamo divertirci, anche se è difficile, ma dobbiamo trovare l'energia che a volte manca. Qual è la tua opinione, tifoso del Napoli? Metti mi piace al video e iscriviti al canale qui. Forza Napoli sempre!